La mareggiata sferza le coste del Tigullio, chiuse le gallerie di Sant'Anna Sesti Levante. Società Autostrade rinvia i lavori. Il casello della Bimare questa notte resterà aperto. Questa sera speciale TV sulle ultime 48 ore di maltempo. I costi dei lavori in somma urgenza saranno interamente coperti e la rassicurazione del Presidente della Regione. Attivati i contributi per gli sfollati, i comuni del Levante saranno compresi nello stato di emergenza. A Lavagna i danni maggiori in Piazza Marini, 14 gli sfollati residenti nello stabile scoperchiato dal vento. Ingenti danni anche allo stadio Riboli, una frana ha interessato la frazione di Santa Giulia. Come Zaccheo lasciamoci convertire dallo sguardo d'amore di Gesù, così il Papa all'Angelus. Francesco ha espresso dolore per le violenze in Etiopia. Aperta la visita pastorale all'ambito di Lavagna. Nella messa nella Basilica di Santo Stefano, Monsignor Tanasini ha sottolineato l'importanza della comunione e il ruolo dei laici. Virtus Entella sconfitta in trasferta contro la Salernitana per 2-1, partita decisa da episodi, ha detto l'allenatore. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare le diverse occasioni. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. È in arrivo una nuova perturbazione sul Levante Ligure. L'ARPAL ha diramato l'allerta gialla dalle 22 di questa sera sino alle 15 di domani. Intanto già da questa mattina una mareggiata sta interessando le coste del Tigullio con onde fino a 3 metri tra Lavagna e Sesti Levante. Secondo la Guardia Costiera nella notte il moto ondoso dovrebbe diminuire. E intanto l'ANAS ha disposto la chiusura delle gallerie di Sant'Anna sino alle ore 23. Dopodiché una nuova riunione deciderà se prolungare la chiusura per tutta la notte. In ogni caso, Società Autostrade ha deciso di rimandare i lavori programmati sulla A12 a Sesti Levante, pertanto il casello questa notte rimarrà aperto. Torniamo ora sui danni causati dal maltempo di ieri. La Regione ha deciso di separare le richieste di stato di emergenza, una per il Ponente, colpito 10 giorni fa, e una per il Levante. Ne ha parlato stamane il Presidente della Regione Liguria a Sestri Levante, dove ha incontrato e discusso con i sindaci coinvolti. Vediamo. In comune a Sestri Levante c'è il Tigullio ferito dal maltempo. I sindaci di Lavagna e dei 4 centri della Val Petronio elencano al governatore Toti danni, timori, progetti. Al termine il presidente della regione fa sue 2 priorità: aiutare gli sfollati di Lavagna e le 5 persone ancora isolate a Castiglione Chiavarese e sostenere la messa in sicurezza del torrente Petronio. Ai sindaci dico: cominciate subito, immediatamente, ma so che lo hanno già fatto, tutte le somme urgenze per recuperare anche nelle situazioni che potrebbero creare ulteriore disagio ove dovesse tornare a piovere nei prossimi giorni. E poi per quanto riguarda gli sfollati abbiamo già attivato il contributo di autonoma sistemazione che vale fin dall'ora in cui si lascia la casa, quindi avranno la possibilità di trovarsi un alloggio, ci auguriamo tutti per il tempo più breve possibile, ovviamente pagato da Regione per il tramite del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. In un territorio che si conferma fragile, la Regione invita i comuni a non farsi sfuggire quei milioni e milioni di euro messi a disposizione dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, questo per puntare su prevenzione e resilienza. Erano soldi per le mareggiate, per l'emergenza più significativa che avevamo avuto circa 12 mesi fa. Le domande scadevano il 31 di ottobre, non abbiamo ancora avuto tempo di esaminarle, ma sarà dicembre poi il mese in cui noi riconvocheremo tutti per farci dare le priorità, perché a gennaio, come abbiamo detto, verrà approvato l'elenco dei primi 140 milioni, a cui poi seguirà anche altri 105 milioni nel 2021, che sono molto funzionali rispetto a continuare a prevenire, perché poi le cose accadono, ma come dire, se il nostro territorio riesce a resistere meglio anche ad azioni molto forti come quelle che abbiamo visto in questi giorni, è chiaro che prima di tutto ne va della tutela dei cittadini, che è il nostro primo elemento di sicurezza come protezione civile. E il sindaco di Sesti Levante ha presentato alla Regione 3 interventi da eseguire al più presto per evitare nuove emergenze. La più urgente, abbattere il ponte della Pestella che ieri ha generato diverse preoccupazioni. L'intervista.
Abbiamo tirato un sospiro di sollievo rispetto ai potenziali rischi che la nottata con l'ingrossamento del mare poteva produrre. Oltre a danni da allagamento che abbiamo avuto in alcune zone come San Bartolomeo della Ginestra, anche come parti del centro storico, ci sono alcune frane nell'entroterra dovute al fatto che il terreno è stato tanto imbevuto di acqua, in particolare a San Bernardino, e poi davvero sono contenta della visita del Presidente Toti perché ci sono almeno 3 priorità che chiederemo, alcune anche in somma urgenza, per cercare di evitare che si creino ulteriori situazioni come quelle che abbiamo vissuto ieri. Come primo intervento noi pensiamo che l'abbattimento del ponte sulla Pestella sia la prima cosa da fare. Ieri se fosse crollato quel ponte sarebbe stata molto più grave la conta dei danni. E poi altri 2 interventi, uno che riguarda la canalizzazione delle acque nella frazione di San Bartolomeo della Ginestra, che è stata la frazione più colpita nella zona di via Monsignor Vattuone. Abbiamo già un progetto presentato in Regione, chiediamo che su questo davvero si possa dare sostegno, e poi la creazione di una vasca qui nel centro storico che possa contrastare la duplicazione della pioggia insieme al mare alto che impedisce all'acqua di defluire. I lavori ai Penali di Sant'Anna e Arenà rinviati? Quello di pochi giorni, vediamo la forza del mare, sicuramente oggi non si procede, anzi oggi rimane interdetta la spiaggia di Arenà, l'abbiamo proprio chiusa con i jersey per impedire il passaggio anche dell'acqua verso la strada, ma se si ripristina il mare nei prossimi giorni andremo avanti con quei lavori. Intanto il punto viabilità? Il punto di viabilità al momento è risolto, sono stati ripristinati tutti i collegamenti, il fatto che ha cessato di piovere e il Petronio è rientrato rapidamente nel suo corso ci ha consentito di aprire tutti i sottopassi e anche di riaprire l'ultima cosa questa mattina via Verdi, che era la via adiacente al torrente Petronio. Passiamo adesso alla cronaca. Un'anziana signora è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo che la sua casa era stata travolta da una frane in località San Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese. Le operazioni di soccorso sono state piuttosto difficili, la porta dell'abitazione era bloccata dal fango, la donna, posta su una barella, è stata calata lungo una scala posta fuori dal balcone. Immediatamente è stata assistita dal personale sanitario del 118 che le ha prestato le cure del caso. E nel pomeriggio di ieri sempre i vigili del fuoco hanno evacuato un ranch a Castiglione Chiavarese. In questa zona il pontile di collegamento è divenuto pericolante a seguito delle forti piogge. Per far attraversare il pontile in sicurezza è stata attesa una fune tra le sponde. Un vigile ancorato alla fune ha raggiunto i pericolanti, li ha imbragati uno a uno con un'attrezzatura chiamata triangolo di evacuazione e li ha assistiti fino al raggiungimento di una zona sicura. Il comune di Castiglione Chiavarese si è fatto carico dell'assistenza delle persone coinvolte prive di accesso al proprio domicilio. E la perturbazione ha segnato anche la città di Lavagna. La tromba d'aria che ha investito Piazza Marini ha scoperchiato alcuni stabili. Sono 14 gli sfollati per i quali Regione Liguria ha attivato un fondo per aiutarli nella ricerca di una sistemazione. Danni anche allo stadio Riboli. Vediamo. Per Lavagna l'epicentro dell'ondata di maltempo domenicale è stato Piazza Marini. Qui si sono registrati i danni maggiori sui quali l'amministrazione comunale ha concentrato da subito l'attenzione. Le scuole cittadine chiuse in via precauzionale riapriranno regolarmente domani. Diversa è la situazione dello stadio Riboli, danneggiato strutturalmente. Io ho avuto la notizia per televisione, sono venuto subito qua a verificare i danni. Che cosa ha trovato? E ho visto che i pali, diciamo, quelli che proteggono la rete ai tifosi era abbattuta, poi sono andato verso la tribuna di là e ho visto il pino. Lì era la zona peggiore? Sì, la zona peggiore è quella lì. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Mangiante e una prima rassicurazione. Vedremo di fare una serie di interventi in un doppio step. Un primo che consenta almeno la ripresa degli allenamenti, si ritiene almeno entro martedì, massimo mercoledì, e per la partita invece di domenica faremo degli ulteriori lavori per vedere se riusciamo a ripristinare il muro che è stato completamente abbattuto. Restano per ora fuori casa i residenti nello stabile letteralmente scoperchiato
soffiato dalla tromba d'aria e dichiarato inagibile. Ad ora ci sono 14 persone che sono sfollate, di cui 8 a carico dell'amministrazione, ricoverate presso l'albergo Lavagnese di Lavagna, mentre 6 sono ricoverate presso parenti. Il sindaco Mangiante ha richiesto la somma urgenza per poter consentire al più presto il rientro a casa degli sfollati. Ci saranno sopralluoghi da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Genova per verificare e accertare quella che è l'agibilità dei 2 stabili, il 13 e il 17, che sono quelli colpiti dalla tromba d'aria. Da subito si è messa in moto anche la macchina della solidarietà. Una catena di solidarietà da parte anche di alcuni commercianti di Lavagna, non ultimo un ristorante Sole Luna che ieri ha messo a disposizione la propria struttura per erogare gratuitamente pasti non solo agli sfollati ma anche a tutta la protezione civile impegnata sul territorio, si è già movimentata. Questo è un aspetto fondamentale, direi, che è opportuno sottolineare, perché è proprio attraverso queste catene di solidarietà che si cerca di alleviare un po' il peso di queste catastrofi. Un altro danno causato dal maltempo sempre a Lavagna riguarda la frazione di Santa Giulia. Una frana ha interessato il bivio tra via Costa e via Pascolini. Stamani intorno alle 5:30 è crollato un muro di 5 metri. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco. E dopo aver interessato la zona dello stadio Riboli di Lavagna, la tromba d'aria ha proseguito la sua corsa passando sopra l'ospedale, l'autostrada e quindi entrando nel comune di Cogorno. Qui si registrano danni a un paio di abitazioni con tetti scoperchiati e tegole divelte, tanti anche gli alberi abbattuti o spezzati dalla violenza del fenomeno atmosferico che ha terminato la sua corsa all'altezza della chiesa di Breccanecca. Qui infatti ha sradicato alcune coperture bituminose del tetto. Oggi è iniziata la conta dei danni e si è svolto anche un sopralluogo da parte del comune. Noi eravamo presenti. La tromba d'aria che è salita da Lavagna effettivamente è scesa giù per San Salvatore, quindi in località Castellassi, ha creato un po' di danni ad alcune abitazioni che ci sono lì, compreso anche via Le Coste dei Landò, e poi è risalita lasciando naturalmente l'impianto sportivo di San Martino e la Basilica dei Fieschi salendo verso Breccanecca. Qui siamo proprio a metà strada tra la Basilica dei Fieschi e Breccanecca, dove altre case hanno avuto dei danni a livello proprio di tegole che si sono sollevate, quindi allagamenti. Abbiamo anche addirittura un appartamento per le vacanze dove gli ospiti si sono accorti che avevano la casa allagata. Che idea vi siete fatti del fenomeno atmosferico? Come si è sviluppato? Beh, si è sviluppato innanzitutto in un ambito orario problematico perché comunque tutto il territorio era sorvegliato, però tutto ciò è successo mi pare attorno alle 5:30 con tutte le abitazioni, con le abitazioni interessate che comunque erano abitate. È stata una cosa velocissima. Noi da quanto abbiamo raccolto tutto ciò è durato veramente una frazione di minuto, ma che ha provocato danni non rilevanti ma comunque assolutamente da segnalare. Oggi inizia la conta dei danni, i privati cosa devono fare? Allora, abbiamo già messo sul sito le schede che ci sarà tempo poi 30 giorni per compilarle adeguatamente. Mi raccomando, fate le fotografie e tenete conto naturalmente di tutte quelle che sono le spese che ovviamente dovranno essere poi supportate da un documento fiscale. Dall'altra parte noi come comune stiamo continuando a verificare anche gli altri danni a livello di smottamenti lungo le nostre strade collinari e non. Le situazioni in collina com'è dal punto di vista della viabilità? Sono intervenuti per fortuna subito i nostri membri della squadra comunale di protezione civile assieme a una ditta specializzata e ai nostri tecnici, quindi in questo momento la situazione è sotto controllo. Certo è che ci sono alcuni punti che devono essere monitorati, quindi bisogna intervenire probabilmente con degli interventi un pochettino più cospicui. E anche la Val Graveglia conta i primi danni del maltempo. 2 le situazioni più gravi, la prima a Case Soprane di Reppia dove si è verificata una frana. La situazione è già stata risolta, spiega il sindaco Francesca Garibaldi, ma occorrerà intervenire al più presto per consolidare il versante. Sulla via che sale verso Zerli invece, passando da Frisolino, il fiume in piena ha eroso il sottostrada. La careggiata è stata limitata ma la situazione è precaria. Il primo cittadino ha annunciato che in entrambi i casi si interverrà in somma urgenza anche grazie alle rassicurazioni date questa mattina a Sesti Levante dal presidente della Regione Liguria.
E il sopralluogo del presidente Toti è proseguito intorno a mezzogiorno in Val di Vara, quindi nello Spezzino. Anche in questo caso si sono ritrovati i sindaci della zona colpita dal maltempo, come Varese Ligure, Borghetto Vara, Sesta Godano e così via. Sentiamo le interviste realizzate da Giacomo Rizzi. Quali danni ha fatto il maltempo qui nel comune? C'è stato l'allagamento del Borgo Antico, come potete vedere, il Vara è esondato e questa è la mia cantina, circa 1 metro, 1,10 m, è arrivato nel paese e ha raggiunto la soglia del municipio. Qui nella parte di Cittavecchia avete avuto tutti i fondi allagati? Sì, quasi tutti. Questo, come potete vedere, è un falsopiano. Andando in direzione del municipio la strada sale e quindi da qui 1,20 m fino ad arrivare alle soglie del municipio, che c'è più o meno 1 metro di dislivello, ha lambito proprio l'ingresso del palazzo comunale. Ecco. Abbiamo avuto una grossa preoccupazione in quanto ovviamente ci ricordiamo tutti il 2011, quindi abbiamo una grossa preoccupazione nel momento in cui vengono delle gocce d'acqua, molto semplicemente. Vedendo il fiume che comunque stava entrando nel paese, pur avendo attivato tutte le procedure, quindi eravamo tranquilli, nel senso che non ci sono stati danni per fortuna a persone, ma soltanto ad abitazioni, però la preoccupazione è stata molto alta. Quali danni avete subito dal maltempo di ieri? Abbiamo subito diversi danni sulle scogliere relative al fiume Vara e alcune sottofondazioni del Pogliaschina, oltre ai danni ovviamente ai privati e agli impianti sportivi, perché il fiume Vara è esondato proprio presso gli impianti sportivi del comune di Borghetto. Qui sotto dal comune abbiamo visto comunque molti fondi di cittadini allagati. Come mai si sono allagati? Sono allagati perché sfondando il fiume, esondando lato impianti sportivi, è l'accesso praticamente al nostro centro storico. Io sinceramente in molti anni non ho mai visto l'acqua davanti alla porta del comune, è arrivata perché c'è ovviamente un sovralluvionamento nel fiume e di conseguenza il fiume oggi è molto più alto rispetto a quello che è l'abitato di Borghetto. Questa mattina la presenza dei familiari nei pressi della targa posta dal comune all'incrocio tra Corso Sardegna e Corso De Stefanis a Genova, le autorità cittadine hanno commemorato le 6 persone che hanno perso la vita nell'alluvione di Genova del 4 novembre 2011. Alla deposizione di una corona da parte di vigili in alta uniforme hanno fatto seguito un discorso di Silvio Danna, rappresentante dei parenti, e poi anche un minuto di raccoglimento. La cerimonia si è poi rinnovata con la stessa compostezza in via Canevari, dove un'altra corona è stata deposta in memoria di Antonio Campanella, morto durante l'alluvione del 9 ottobre 2014. Pagina ecclesiale del nostro giornale, all'Angelus il pontefice ha riflettuto sulla figura di Zaccheo. Dio condanna il peccato ma cerca di salvare il peccatore, così ha spiegato Francesco. Al termine ha espresso dolore e vicinanza ai cristiani della Chiesa ortodossa di Etiopia, vittime di violenza. Il servizio dal Centro Vaticano News. Vediamo. Lo sguardo misericordioso di Gesù converte il disonesto Zaccheo e lo trasforma in un uomo nuovo. È questo al centro della riflessione che il Papa rivolge ai fedeli dalla finestra del Palazzo Apostolico affacciata su Piazza San Pietro nella prima domenica di novembre. Il disonesto esattore delle tasse di Gerico, salito su un albero pur di vedere Gesù, viene cercato e scelto, non giudicato né isolato, proprio dal Figlio di Dio. È Gesù che lo chiama e addirittura va a casa sua. Lo sguardo misericordioso del Signore ci raggiunge prima che noi stessi ci rendiamo conto di averne bisogno per essere salvati. Zaccheo scopre da Gesù che è possibile amare gratuitamente. Finora era avaro, adesso diventa generoso. Aveva il gusto di ammassare, ora gioisce nel distribuire. Incontrando l'amore, scoprendo di essere amato nonostante i suoi peccati, diventa capace di amare gli altri, facendo del denaro un segno di solidarietà e di comunione. Che la Vergine Maria ci ottenga la grazia di sentire lo sguardo d'amore di Gesù su di noi, conclude il Papa, così da diventare noi stessi strumento di misericordia per chi sbaglia.
Il vescovo Monsignor Tanasini ha aperto la visita pastorale all'ambito di Lavagna. Nella Basilica di Santo Stefano la Santa Messa per tutte le comunità parrocchiali cittadine. Il vescovo nel corso della settimana visiterà le diverse realtà che hanno avviato un cammino comune di crescita e di comunione. Vediamo. Il maltempo non ha scoraggiato i fedeli che hanno preso parte alla celebrazione di apertura della visita pastorale all'ambito di Lavagna. Il cammino è iniziato dalla Basilica di Santo Stefano, dove Monsignor Tanasini ha presieduto l'Eucaristia. Il Vangelo domenicale portava all'attenzione la figura di Zaccheo, un uomo incallito nel fare del male che tuttavia desidera vedere Gesù e per far questo sale su una pianta di sicomoro. È a quel punto che il maestro lo guarda e chiamandolo per nome gli dice: «Scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua». Il Signore, ha spiegato il Vescovo, fa questo con ciascuno di noi. Spetta a noi accoglierlo e saper cambiare la nostra vita da questo incontro. Quindi Monsignor Tanasini ha sottolineato gli scopi principali della visita pastorale, in cui il Vescovo avrà l'opportunità di constatare il cammino di comunione avviato da tutte le parrocchie lavagnesi. Lo chiamiamo un ambito di comunione, cioè la vicinanza di una comunità all'altra per sostenersi, per vivere fraternamente, per compiere anche gesti comuni là dove è necessario, in modo che ci sia davvero un clima di fraternità, di collaborazione, di aiuto. Nella settimana che il Vescovo trascorrerà a Lavagna incontrerà operatori pastorali, sacerdoti, realtà impegnate nel sociale, giovani e adulti. Monsignor Tanasini ha quindi sottolineato l'importanza del laicato. Abbiamo bisogno di questa crescita del nostro laicato e il lavoro dell'ambito vuol mettere proprio in evidenza l'apporto dei laici, dei battezzati che vivono la realtà della Chiesa con partecipazione autentica. Questa sera alle 21 Monsignor Tanasini sarà a Cavia Arenelle per l'incontro con gli operatori pastorali cittadini. Domani alle 11 incontrerà il sacerdote nel santuario di Nostra Signora del Ponte. Alle 20:45 l'incontro con i catechisti e gli animatori dei giovani e gli anziani. Oggi, 4 novembre, festa dell'Unità d'Italia, sancita dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Molte le celebrazioni commemorative che si sono svolte nel nostro Tigullio. Vediamo. È il 4 novembre 1918, la data in cui entra in vigore l'armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno precedente, che segna la fine della Prima Guerra Mondiale e la resa dell'impero austro-ungarico. L'anno successivo viene istituita la festa nazionale per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, l'evento bellico considerato il completamento del processo di unificazione del paese. La giornata dell'unità nazionale delle forze armate è stata celebrata oggi con manifestazioni pubbliche o più semplicemente deponendo una corona d'alloro al monumento che ricorda il sacrificio umano della Grande Guerra. A Chiavari la mattinata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, presieduta dal prevosto Monsignor Gianlorenzo Borzini. Presenti i rappresentanti delle autorità civili e militari che dopo l'Eucaristia si sono spostati in piazza Roma per un momento commemorativo e l'omaggio nei pressi del monumento ai caduti. A Rapallo la celebrazione è stata in forma ridotta a causa del maltempo che si è abbattuto ieri sul Tigullio. Dopo la messa celebrata nella Basilica dei Santi Gervasi e Protasio, alla presenza delle istituzioni e di una folta rappresentanza delle forze armate e delle associazioni combattentistiche, non si è potuto svolgere il consueto corteo. La pioggia non ha comunque impedito di rendere omaggio ai caduti con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento in piazza 4 novembre. Il gruppo si è poi diretto verso il molo al centro del lungomare per il rito della posa della corona di alloro ai caduti del mare. Il 4 novembre ad Orero ha coinvolto anche una scolaresca di Isolona con l'intento di tramandare ai giovani il valore storico di questa data e al tempo stesso offrire loro uno spunto di riflessione. I bambini sono stati coinvolti in una recita sul perdono e sulla pace, alla presenza di autorità e delle forze armate. La Santa Messa è stata presieduta da Don Cristiano Princiotta, quindi la deposizione delle corone d'alloro ai monumenti ai caduti a Isolona, Soglio e Orero.
Da oggi e sino alla fine dei lavori sarà chiuso al traffico il ponte in località Gramizza a Santo Stefano d'Aveto. Il servizio di trasporto pubblico sarà garantito dalla tratta Santo Stefano d'Aveto-Chiavari con mezzi che effettueranno il trasbordo dei passeggeri attraverso una passerella pedonale, riprendendo il percorso con un altro mezzo dalla parte opposta. Le corse dal capolinea di Santo Stefano d'Aveto partiranno con 10 minuti di anticipo rispetto al normale orario di riferimento. Modifica al trasporto pubblico anche lungo la tratta del Tigullio orientale. A seguito della chiusura delle gallerie tra Deive e Moneglia, da oggi e sino alla fine dei lavori previsti in circa 30 giorni, le corse interessate dalla chiusura del tratto stradale transiteranno in via Bracco, via Saturnino, Camarcone con conseguenti variazioni di orario. Nel Tigullio occidentale, da oggi la biglietteria di Santa Margherita Ligure sarà aperta al pubblico dalle 7 alle 14, mentre da martedì 5 novembre osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14, sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13. L'intensificazione dei controlli contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti ha dato buon esito a Rapallo. Nel mese di ottobre sono state elevate 10 contravvenzioni nei confronti di utenti individuati dalle telecamere di videosorveglianza o tramite controlli di agenti in borghese. La sanzione ha riguardato sia l'abbandono di ingombranti sia la non corretta differenziazione dei rifiuti. Anche a Recco prosegue la campagna contro l'abbandono dei rifiuti. È stato sanzionato e obbligato al ripristino del luogo il proprietario di un grosso divano lasciato in via dell'Anè nei giorni scorsi. In via San Rocco, il responsabile dell'abbandono di sacchi di spazzatura di varia natura è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza, così come in via Speroni, dove sono stati lasciati diversi sacchi contenenti detriti di demolizione. Anche un commerciante di Recco è stato sanzionato per aver depositato rifiuti di varia natura nell'isola ecologica di Lungomare Bettolo. Il sindaco Carlo Gandolfo invita i cittadini al rispetto delle regole, ricordando che i rifiuti ingombranti vanno conferiti al centro di raccolta Valle delle Ne, aperto il martedì dalle 9 alle 12, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30. Ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti per martedì 5 novembre. Dalle 9 alle 13 in via Salvi, zona del Tannino a Sestri Levante, sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero. Possibilità di acquisto diretto dei prodotti agroalimentari della zona. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Apertura dalle 9 alle 14 anche per il Museo Archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Costaguta a Chiavari, in esposizione reperti testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese. Nell'ambito del 15° corso di cultura genovese alle 16:30 alla sala Livellare in via del Pino a Chiavari, Margherita Levoni, restauratrice, e Stefano Piazze, priore della Confraternita della Santissima Trinità di Lavagna, parleranno delle sculture del Maragliano nell'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna, tradizione e restauro. Parliamo di sport, calcio. Nell'11ª giornata di Serie B la Virtus Entella è stata sconfitta in trasferta contro la Salernitana per 2-1. La partita si decide negli ultimi 10 minuti quando i padroni di casa hanno trovato 2 reti ravvicinate con Maestro e Yellow. Inutile il gol di Poli all'89esimo, quella subita alla Rechi di Salerno è la 4ª sconfitta stagionale. La Virtus Entella si trova ora in 11ª posizione ma deve iniziare a guardarsi le spalle perché è a soli 3 punti di vantaggio dalla zona play-out. La cronaca del match nel servizio che segue. È il tiro debole di Nizzetto al 95esimo che si spegne tra i guantoni del portiere della Salernitana Micai, il riassunto del match al termine del quale la Virtus Entella esce sconfitta per 2-1 dalla Rechi di Salerno. Una partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti e decisa da una serie di episodi a concretizzare i quali sono stati sicuramente più bravi i padroni di casa che con la vittoria hanno staccato in classifica la squadra di Boscaglia che resta ferma invece a 15 punti. Sul taccuino del primo tempo sono da segnalare al 20esimo la buona occasione dei
biancocelesti, fermati in contropiede da un anticipo di Pinto in scivolata, il palo colpito da Maestro a Contini battuto e il tiro di De Luca deviato dall'estremo difensore della Salernitana. Il secondo tempo sembra destinato a concludersi come il primo, ma è negli ultimi 10 minuti che il copione cambia. Da un fallo di Crialese nasce una punizione dal limite per i padroni di casa. Maestro è chirurgico e fa esplodere la Rechi segnando il gol del vantaggio. Lentella accusa il colpo e non riesce a imbastire una reazione degna di nota e pochi minuti dopo la Salernitana raddoppia con Yallow. I biancocelesti però provano a crederci fino alla fine e riaprono la partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il secondo gol consecutivo di Fabrizio Poli. Siamo all'89esimo. Nei 5 minuti di recupero i ragazzi di mister Boscaglia provano il tutto per tutto fino a quando la palla del possibile pareggio si spegne tra le mani di Micai. Abbiamo avuto palle gol clamorose che però non siamo riusciti a sfruttare e il rammarico a fine partita dell'allenatore biancoceleste affidato ad un comunicato stampa in quanto la squadra, scusandosi, è dovuta precipitarsi in aeroporto per non perdere il volo di rientro. Abbiamo giocato un'ottima partita, continua Boscaglia, limitando una squadra forte come la Salernitana e costruendo diversi presupposti per segnare. È un momento nel quale facciamo fatica a fare gol, dobbiamo essere più spietati e pensare, sportivamente parlando, di fare male agli avversari ogni qualvolta si presenti un'occasione. Sabato al Comunale di Chiavari è atteso il Pordenone. I biancocelesti sono chiamati a ritrovare concretezza e punti preziosi ancora una volta nei confronti di una diretta concorrente. Bene, torniamo in studio. Calcio dilettanti, Serie D, la Lavagnese ha conquistato un punto prezioso nella 10ª giornata del campionato. I bianconeri erano impegnati in trasferta col Verbania, le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo. Ad andare in vantaggio i padroni di casa con Gatti al 37esimo della ripresa. Il gol del pareggio è arrivato allo Scadera al 48esimo grazie a una rete di Avellino. La Lavagnese sale a 7 punti in classifica. E con questa notizia di sport termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento con l'informazione come sempre rinnovato a domani 12:45 con Tigullio Oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.